Storytime. Evoluzione Radio. Un saluto agli ascoltatori di Storytime, io sono Giada dagli studi di Padova. Oggi siamo qui in compagnia con il nostro ospite Patrick Campedel e gli diamo il benvenuto. Ciao Patrick. Ciao a tutti. Ciao, grazie di essere qui innanzitutto. Allora Patrick, oggi parliamo della tua realtà professionale ma anche delle passioni, immagino. Sei un assicuratore e compositore, quindi due realtà che sono oggettivamente opposte, non apparentemente, no? Quindi raccontaci un po', parliamo e partiamo dalla musica che anche personalmente mi interessa di più solo perché canto e non perché le assicurazioni non mi piacciono. Prego. Sì, allora io ho iniziato fin da giovane a suonare. La mia passione è partita alla prima festa studentesca dove c'era un ragazzo di quinta che a un certo punto ha sfoderato la chitarra elettrica e ha iniziato a suonare Seven Nation Army e da lì è partito il colpo di fulmine. Ti è partito il cuore. Sì. E quindi poi dopo come è continuata questa passione? Ma ho iniziato con la scuola di musica locale, chitarra elettrica, e poi pian pianino mi sono esteso anche con il pianoforte, basso, un po' di batteria, canto. Scusa, quindi polistrumentista. Sì. E canto, che genere? Anche qui è una Anche bella qui, domanda tutti. perché spazio un po' su molti generi. Che bello. Il primo gruppo, che si chiamava Neverstyle, era stile pop rock, in realtà un po' simile ai Tokyo Hotel, diciamo. Dai, bellissimo. E in quel momento eravamo abbastanza famosi in provincia e poi purtroppo è sfumato un po' tutto anche con l'uscita di scena dei Tokyo Hotel. Quindi ovviamente quel filone. Ma hai studiato musica? Sì, ho fatto 4 anni, 3 di chitarra e 1 di canto. Ok. E diciamo che grazie anche al professore di chitarra mi ha dato delle dritte e mi ha indirizzato anche sulla composizione. Infatti, perché ad oggi proprio con questa, penso, immersione in più generi ti permette di poter comporre poi, no? Di spaziare nella musica. E cosa hai composto ad oggi? Quanti brani? Dove possiamo ascoltarli, trovarli? Allora, brani ne ho composti tantissimi, anche in Sei SIAE. giovanissimo comunque. Ho 32 anni. Dimostri meno. Però ho comunque. iniziato comunque a comporre verso i 15. Wow, pazzesco. E mio padre aveva proprio aperto lui la SIAE a mio nome. Per te. E avevamo fatto il primo CD che si chiamava Brucerai Dentro con il gruppo Bello. delle scuole. Figo. E gradualmente abbiamo registrato sempre più canzoni, adesso saranno 200 almeno. Pazzesco. Sì. E ovviamente non ti chiedo qua di che genere perché anche qui spazierai. Sì, esatto. Ecco, e dove possiamo ascoltarle quindi o comunque allora, da poco, perché col lavoro avevo un attimo perso questo treno, però nell'ultimo periodo ho riniziato a pubblicare su YouTube delle canzoni e l'ultima che ho pubblicato una settimana fa sta andando benissimo. Fresca, come si chiama? Eclipse Dance. Dai, bellissimo. E- Genere? Anche genere qua. elettronico. Ok, ci siamo. Però ha tutta una serie di richiami all'antico Egitto, sia la musica Wow. che il video. Pazzesco, ma che viaggi pindalici ti fai, bellissimo, bellissimo, mi piace. E le tue esibizioni, dove possiamo vederti esibire adesso? Hai messo da parte appunto le esibizioni per il lavoro? Esatto. Immagino. Quando ero più giovane, diciamo così, Sì. avevo fatto tante esibizioni e poi il lavoro mi ha portato un po' più a concentrarmi su quello e dopo anche la famiglia perché ho 2 bambine. Ma dai, veramente? Sì, sono sposato da 7 anni e ho 2 figlie. Cosa? Ma che tipo? Sei particolarissimo, Patrick, che bello! Cioè, hai mandato avanti comunque 3 strade complesse, no? Così Sì. giovane. E ci sei riuscito. Poi ti sei appunto immerso nel mondo delle assicurazioni da quanto? Arriviamo qui a questa parte. 12 anni ormai. Appena quello. finita la scuola superiore mi Multipotenziale. sono buttato in quel settore lì. Pazzesco. E quindi ad oggi dove lavori? Dove possiamo trovarti come appunto Io lavoro assicuratore? per Reale Mutuo Assicurazioni, Ok. zona Belluno, diciamo. Ok. Ecco. Chi è che può contattarti e per cosa? Ovviamente conosciamo il mondo delle assicurazioni, Ma però allora, diciamo che Reale Mutuo offre tutti i tipi di prodotto e quindi possono contattarmi tutti per tutte le esigenze che hanno, non ci sono limiti. E
zona bellunese ovviamente. Ok, zona bellunese. Come professionista, allora ti faccio questa domanda, dato che comunque il mondo delle assicurazioni, ripeto, lo conosciamo. Nel tecnico pochi conoscono quante possibilità si hanno, no? A livello assicurativo, però ci sono professionisti come te che possono spiegarlo. Invece ti domando i punti di forza, i tuoi punti di forza dopo tutti questi anni, secondo te e secondo anche il feedback dei clienti, possono coincidere oppure no, ovviamente? Sì, diciamo che il punto di forza dopo 12 anni di esperienza è avere una persona che sa darti una consulenza su misura, anche senza avere degli interessi specifici, perché tante volte quando si ha tanti clienti ormai non è più il vendere una polizza in più che ti cambia la vita, anzi tante volte si punta proprio alla qualità, Certo. per dare un servizio che duri negli anni, dove non si va a deludere le aspettative di nessuno. Assolutamente. E se ti dovessi chiedere le esperienze più significative che vuoi riportarci? Ma allora In qualsiasi sicuramente- ambito, sia assicurazioni che Sì, musicale, perché ce ne qui sono ormai è un tantissime, mondo... diciamo. Sì, una che così a istinto ti viene in mente. Ma una delle esperienze più belle che ho vissuto l'anno scorso, per esempio, è stata la premiazione Ecco. in Egitto, che Reale Mutua ci ha portato sulla piana di Giza davanti alle piramidi. E ero arrivato primo e terzo in 2 classifiche e il premio consisteva in questo, una serata con la direzione che aveva organizzato giochi di luci e tutto quanto con le piramidi, insomma. Pazzesco, non Sì. so le emozioni che hai provato, anche perché se hai la vena artistica, nulla togliere a chi non fa arte, però si ha un sensore di sensibilità più accentuato. C'era anche no? un trio d'archi, adesso Ecco. mi sfugge il nome, ma era stata proprio una Wow, bellissima sì, serata. gli archi creano Sì. un'atmosfera musicale molto bello, molto bello. Quindi questo è uno dei tuoi riconoscimenti, giusto, che hai avuto. Ok, i tuoi progetti futuri, prima di salutarci abbiamo ancora qualche minuto, sono curiosa. Musicali, se vuoi comunque ritrovare il tempo per qualcosa, dato che hai anche una famiglia, sei stato super premiato, quindi sicuramente sarai anche impegnato, come dici tu, una volta che ti crei un portfolio di clienti, li hai e ti portano lavoro e quindi anche impegno. Però che progetti hai a livello di musica e a livello anche assicurativo, quindi professionale? Ma a livello di musica adesso penso che continuerò a fare dei video nuovi, visto che gli ultimi stanno avendo un po' di successo e sono Dai. contento. Bellissimo. E a livello lavorativo invece l'anno scorso sono andato a fare l'esame da agente a Roma, che è un esame importante, non semplice neanche da superare, e invece è andata bene perché al primo colpo avevo studiato, però ce l'ho fatta a superarlo. Beh, E però quindi- avevi studiato nella condizione, no, l'hai detto che per dire, avevo studiato, però comunque invece Perché non è così fantastico. scontato, È vero, tantissimi che è studiano, vero, hai purtroppo ragione. là una percentuale del È bello come l'hai 17% a statistica di È promossi. vero. E Grande, questo quindi. mi permetterà di fare un salto ancora in avanti, perché se riesco a diventare agente poi cambia Ad un po' maiora. tutto, diciamo. Ad maiora. Quindi tu tornerai più volte, non so se con me, sono molto curiosa di sapere come si svolgono queste puntate, perché appunto credo parlerai poi di temi più specifici sia nell'ambito assicurativo, chissà anche se Sì, deciderai penso che magari nell'ambito andremo musicale. a studiare Ecco. ad hoc, magari 2 e 2, vediamo di farne 2 assicurazioni. E due due musiche. grande, abbiamo fatto ora una presentazione completa, io lascerai i tuoi contatti: Facebook Patrick Campedel, email patrickcampedel@gmail.com, Instagram Campedel_Patrick, recapito telefonico 345 78 66 250 e poi il canale YouTube con questi nuovi video che stanno andando molto, Patrick Campedel tutto attaccato. Quindi chi è che può contattarti e per cosa, per concludere, Patrick? Allora, a livello lavorativo possono contattarmi tutte le persone del Bellunese per avere dei preventivi e consulenze gratuite. A livello musicale che mi contatti qualsiasi persona che Anche per interessa. collaborazioni? Certo. Ecco, non rispecifichiamo appunto perché non abbiamo mai fatto il genere musicale, musica appunto. Io ti ringrazio di essere stato qui, Patrick, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo presto, se non con me, Grazie con i mille a te. colleghi. Ciao, Grazie. complimenti, ciao. Io saluto gli ascoltatori dagli studi di Padova, sono sempre Giada e ci vediamo e ascoltiamo alla prossima storia. Ciao! Storytime. Evoluzione Radio.